Nessuna cerimonia ufficiale per la riapertura al traffico di una carreggiata ammodernata sulla strada statale 640, ma poco importa perché è stata una piacevole sorpresa ritrovare aperto il tratto che dalla rotonda Giunone congiunge fino alla zona del carcere Petrusa, per poi proseguire in direzione di Caltanissetta oppure salire sulla bretella verso Agrigento. Davvero un bel regalo di Natale da parte dell'ANAS agli automobilisti in transito e anche per l'unico distributore di carburante presente sulla carreggiata che nel corso dei lavori, che si sono protratti per mesi, ha subito un grave danno economico. Si tratta di circa 1 chilometro di nuovo tracciato, ha affermato l'amministratore unico dell'ANAS Pietro Ciucci, che seppur breve e temporaneamente a doppio senso di marcia, consente agli utenti di percorrere l'itinerario più veloce possibile tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Da oggi dunque anche l'ultima deviazione in atto dal percorso della statale 640 viene eliminata con l'apertura al transito veicolare del tratto di contrada Petrusa in prossimità della stazione di servizio. I lavori di ammodernamento della strada statale 640 procedono celermente e senza sosta. Il grande progetto prevede il raddoppio dell'attuale piattaforma stradale per complessivi 34,6 km dal chilometro 9,800 al chilometro 44,400, compresa la realizzazione di alcuni tratti in variante per un investimento complessivo di 500 milioni di euro. La nuova apertura, che si aggiunge a quella effettuata lo scorso 10 novembre, rappresenta un ulteriore tassello al nuovo tracciato tra le due province siciliane che sarà ulteriormente potenziato entro i primi mesi del prossimo anno con l'ultimazione di ulteriori tratti con caratteristiche autostradali. I lavori, secondo gli addetti ai lavori, saranno ultimati tra circa un anno entro il 2012.